Ancora una volta con il vice sindaco di Rosolina, Daniele Grossato, perché è una serata molto particolare. Si celebra, si ricorda Daniela Marangon, una ragazza che purtroppo è deceduta sulla strada di Bologna nel 1980. Quanto è importante ricordarla e quanto è ancora nel ricordo della popolazione di Rosolina. È importantissimo ricordare, non dobbiamo mai dimenticare azioni di questo genere giusto per fare in modo che non avvengano più. Sono stati anni durissimi, infatti ricordare la nostra concittadina che oggi sarebbe insieme a noi, magari mamma e avrebbe dei figli, è la cosa minima che dobbiamo fare in memoria di quello che è successo appunto nella stazione di Bologna. Lei è tragicamente deceduta poiché ha scelto semplicemente di prendere il treno prima di quello che prendeva solitamente per ritornare dal lavoro al venerdì, ed è stato fatale per lei. La ringrazio, adesso ascoltiamo il concerto della Filarmonica Vincenzo Bellini, un'eccellenza sicuramente di Rosolina e di tutto il Polesine. La ragione degli uomini deve andare oltre queste azioni. Con la bomba alla stazione di Bologna si registrò la strage più grave dell'Italia repubblicana. Tra le 85 vittime, la giovane rosolinese Mariangela Marangon. Mariangela aveva 22 anni ed era nata a Rosolina. Aveva trovato lavoro come babysitter per una famiglia bolognese e appena poteva tornava a casa. Sabato 2 agosto era in stazione per ritornare in Polesine e lo scoppio della bomba la uccise. Per non dimenticare, questa sera l'amministrazione comunale, assieme alla Filarmonica Vincenzo Bellini, vuole dedicare questo concerto, dopo 41 anni, alla nostra concittadina Mariangela Marangon. Ci piega ma non ci spezzerà.